Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, la puntata dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino alla prima categoria, oggi una finestra anche alla seconda e soprattutto anche quella ormai fissa ogni settimana con il calcio a 5. La puntata va in onda in diretta, qui su Sesterete ogni domenica a partire dalle 19:30, siamo in replica anche alle 23 e in replica nella mattinata del lunedì a partire dalle ore 8:30. Adesso parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone B, appunto, di eccellenza. Igea Virtus, Città di Rosolini, 4-1. Mister Bianco, Football Club Cireale, 1-1. Tiger, Gimnica Scordia, 1-0. Sporting Via Grande, Mazzarrà, 1-0. Acireale 1946, Modica, 0-3. Taormina Rometta, 4-0. San Pio X San Gregorio, 9-0. Città di Vittoria Sport Club Siracusa, 0-2. In classifica abbiamo solamente la Tiger che riesce a vincere, mentre si ferma il Football Club Aciriale in quel di Mister Bianco. Guardiamo comunque la classifica al completo. Tiger, 38 punti. Football Club Aciriale, 34. Taormina, 33. Catania San Pio X, 29 punti. Igea Virtus 28, Gimnica Scordia 27, Sport Club Siracusa e Modica 26 punti, Città di Vittoria 25, Mister Bianco 24 punti, Sporting Via Grande 23, San Gregorio 17 punti, Rometta 15, Città di Rosolini 14, Mazzarrà 9 punti, chiude la classifica Acireale a 6 punti. Ricordiamo che l'Acireale 1946 ha un punto di penalizzazione. Guardiamo anche il tabellino del prossimo turno, sarà la terza giornata di ritorno, domenica prossima, chiaramente domenica 12 gennaio 2014. Questi gli incontri: Città di Rosolini Acireale 1946, Modica San Pio X, Mister Bianco Città di Vittoria, Gimnica Scordia Igea Virtus, FC Aciriale San Gregorio, Rometta Sporting Via Grande, Sport Club Siracusa Taormina ed infine Mazzarra contro Tiger. Allora, Tiger che vince, il Mister Bianco invece ferma l'FC Aciriale, ma la cosa che più mi sorprende è che anche insomma, se l'Aciriale 1946 ha fatto tanti nuovi innesti, oggi ha perso in casa addirittura 3-0 con il Modica. Mi dai subito l'assist per dare una notizia, la notizia del pomeriggio, del dopo partita. Si è dimesso l'allenatore dell'Aciriale 1946, Nino Germano. La società ha comunicato che già tra domani e dopodomani potrebbe comunicare il nome del nuovo... Si è dimesso soltanto l'allenatore oppure anche la squadra nuova? No, si è dimesso soltanto l'allenatore. Pare che la società invece stia tenendo questo nuovo gruppo, dovrebbe comunque concludere il campionato. Tornando invece alla vicenda di testa, chiaramente oggi l'Aciriale 1946 ha perso una bella occasione contro il Modica. Vincendo a Modica avrebbe riacceso entusiasmo, avrebbe agganciato il Mazzarrà in classifica. Questo non è avvenuto e domenica prossima a Rosolini sarà forse l'ultima chance di poter sperare nella salvezza. Tornando alle questioni della testa della classifica, la Tiger ha dato un bel segnale, ha vinto di misura con lo Scordia ma non soffrendo, ha dato un'altra prova di forza ieri e l'FC Acireale non ha tenuto il passo, dovendosi accontentare del pareggio a Mister Bianco. Altra domenica da incorniciare per il Taormina di Saro Decendo, favorito dal calendario. Il Rometta non ha opposto granché resistenza. Per capire se i biancazzurri della Perla dello Ionio fanno sul serio, dovremmo vedere cosa succederà domenica prossima al Nicola De Simone contro questo Siracusa che nel bene o nel male si sta rilanciando. Sarà un test importante per capire se il Taormina potrà veramente dire la sua per le prime posizioni. Il commento lo voglio subito fare anche con i nostri ospiti. Iniziamo con Alfio, questo Tiger che è ben organizzata, vuole dire la sua, vuole tentare il grande salto nell'interregionale, anche se poi come al solito nell'interregionale bisogna avere i mezzi per poter, insomma, non dico primeggiare, ma sopravvivere, perché è facile passare secondo me dall'eccellenza all'interregionale, ma se poi non ci sono le strutture si rischia solamente di affogare. Ma il problema principale sta proprio qui, il discorso di fare questi campionati, secondo me in questo modo, mandando giocatori, prendendo altri mister, non paga. L'unica possibilità che hanno queste società, a mio avviso, è quella di puntare sui giovani.
come ha fatto ad esempio il Via Grande, un piccolo esempio. Buttò sta facendo un grandissimo sta facendo lavoro. un buon campionato, ha una squadra che lui aveva negli allievi 4-5 anni fa, si ritrova in eccellenza, sta facendo un campionato dignitoso, limitando i costi al minimo. Tra l'altro, se non sbaglio, ci sono dei giocatori tuoi allievi ce ne a sono Via tanti, Grande. ci siamo scontrati infatti. diverse volte quando io avevo gli allievi regionali del Trecastagni. Il discorso è questo, cioè puntare sui giovani ti dà la possibilità di fare dei campionati di eccellenza a basso costo, rilanciare qualche giovane, portare avanti qualcuno, e secondo me è la strada da percorrere. E le società attualmente non stanno facendo questo. Io vedo che puntano sui nomi, spendono parecchi soldi, o quantomeno promettono tutti questi soldi, poi non potendo mantenere, ci sono questo via vai di giocatori, di allenatori. C'è il fuggi. E questo è una cosa che dispiace veramente, vedendo le partite la domenica, andando a vedere questi campionati, il livello scende sempre di più e l'eccellenza non è più quella di qualche anno fa, come tutto il resto degli altri campionati. È vero, vedo pensieroso anche Alessandro Settineri, il mister bianco che pareggia, la Tiger che vuole in vetta con 4 punti di vantaggio contro questo FC Aciriale. Però io volevo parlare con te appunto del San Gregorio, soprattutto di questo Aciriale che insomma dopo questo grande trambusto si pensava già che questa domenica potesse incominciare a fare punti che contano. San Gregorio che perde 9-0 con la Sampio, e su questo io poi vorrei aprire... Ettore, anch'io volevo lanciare una provocazione poi ai due mister, perfetto, su questo. Perfetto, allora un attimo la risposta su questo San Gregorio e su questo Aciriale FC. Parliamo in Aciriale generale, perché non mi 1946. piace assolutissimamente entrare in situazioni che non sono, in cui non le vivo. L'Aciriale 1946 in questo momento credo che ci sia confusione. Lavoro in corso. È palese ed è evidente, essendo anche acese faccio fatica un po' a capire tutte le dinamiche. Per quanto riguarda il San Gregorio credo sia un progetto che è partito con un'idea, sta proseguendo, nel bene e nel male il direttore Marletta sta cercando assieme a tutto lo staff sia tecnico che... Intanto di salvare la categoria. Che è l'obiettivo, che poi possano venire una serie di risultati utili o meno. Questo era preventivato all'inizio, ci sta che in corsa d'opera ci sia un momento in cui la squadra rende un po' meno e via. Ecco, direi che invece per quanto riguarda la testa, la Tiger ha fatto degli acquisti mirati che gli hanno garantito di mirare fino alla fine al campionato. Invece volevo riallacciarmi su un discorso che diceva sul Taormina, così ne approfitto di voi per fare una precisazione. Qualche giorno fa io ho fatto una dichiarazione che ho detto che il campionato dell'eccellenza ha vissuto in alcuni frangenti di risultati un po'... No, di vicissitudini societarie che hanno comportato il favorire più o meno alcune società. Ed è sorta una piccola polemica anche con Caro Decento. E a me dispiace proprio perché... conoscendoci da tanto non era riferito a lui, ma giusta, la tua precisazione solo è giusta. un discorso di calendario e di vicissitudine che hanno coinvolto Vittorio e Modica, che in un certo momento hanno smantellato. Sì, è vero, è giusto. Questi sono i fatti. Ecco, sono dati, per cui ne approfitto della vostra emittente per dire... Senza nulla togliere giustamente al lavoro straordinario di Saro. Per complimentarmi col Taormina. Ti fa onore Alessandro, fai bene, fai bene. Per precisare che comunque c'è stato, è un dato, che alcune società... Adesso si sono riorganizzate e quindi probabilmente qualche risultato può succedere. Cioè dire che questi campionati siano più o meno falsati è come aprire la manopola rossa ed esce l'acqua calda. Tra l'altro, quindi non vedevo proprio questa precisazione che ha fatto, è stata dico eccessiva perché non era diretta però è giusto che tu oggi qui a Penalty hai sottolineato giustamente la chiarezza dei tuoi intenti. No, io sono sicuro che parliamo della stessa cosa. Io volevo sottolineare questa vittoria 9-0 della Sampio a San Gregorio. Allora, senza nulla togliere le capacità organizzative e tecniche della Sampio, però io credo che a tutto c'è un limite. Voglio più che altro così sintetizzare velocissimamente cosa mi ha detto un dirigente del San Gregorio. Già stavano 5-0 alla fine del primo tempo, credo che a tutto c'è un limite. Non voglio dire che la Sampio si è comportata male, che è stata scorretta, ci mancherebbe, il calcio è il calcio, però credo che a questi livelli a tutto ci sia un limite, una sportività nascosta, celata. Non voglio mancare di rispetto alla Sampio, che so che ci segue tantissimo, però io credo che forse sul 5-0 qualche cosa si poteva un po' più
mettere tranquillamente a tacere. Questo quando arrivano questi risultati a valanga si pone sempre questa questione. Io volevo sapere i nostri due allenatori, voi al posto di Peppe Anastasi cosa avreste fatto? Cosa avreste fatto? Bella domanda che mi fa Carmelo Puglisi. Alfio, primo tempo 5-0 mi hanno sono detto. situazioni particolari, ovviamente non puoi tu dire ai giocatori. Forse puoi sono i cercare, giocatori stessi puoi che dovrebbero fare e magari il buon senso dei giocatori in campo, però sai come poi Sottolineiamo che la nostra non è polemica con la San Pio, ci No, tengo infatti, a dire. ma queste sono situazioni che si pongono sempre nel calcio. Voglio dire. però voglio dire anche un'altra cosa, cioè cercare magari di tener palla, come diciamo noi, Sì. no? Può essere anche offensivo nei confronti dell'altra squadra, invece giocare liberamente, tranquillamente, alla fine il risultato è quello, 5-0, 9-0 non cambia Però niente. io voglio raccontare un piccolo fatto che mi è successo personalmente quando allenavo la Leonzio. Siamo andati a giocare a Noto, un campo incredibile, Noto miliardario. La squadra della Leonzio in quella partita era rimaneggiatissima, c'erano 9 juniores e soltanto 2, tra virgolette, di categoria. Sul 5-0 mister Betta ha fatto girare palla, quindi io credo che comunque quando il mister dà delle disposizioni sono disposizioni intelligenti, forse qualcuno avrebbe potuto fare anche questo, ma con questo non voglio sottolineare, vi ripeto, la mancanza di rispetto della San Pio nei confronti degli avversari, era soltanto una nota che mi sembrava giusto ricordare e sottolineare. Comunque il San Gregorio non è con la San Pio che si deve misurare, Certo, ci mancherebbe. già la domenica prossima potrà riscattare questo risultato sicuramente e speriamo E vediamo bene cosa perché succede. è una società molto simpatica che veramente con poco sta facendo questo campionato. Perfetto, la battuta anche di Alessandro per chiudere? Allora, Scusa, a tutti abbiamo detto la nostra, a questo punto vogliamo sentire anche quella di Alessandro Settineri. allora, Tu che avresti fatto? Stop ragazzi, facciamo giro palla? No, credo, allora, si devono vivere Certo, sul campo, ovviamente, sul per campo. cui credo vuole che fare un buon. la gestione debba essere più dei calciatori che non da parte delle disposizioni da parte degli allenatori, per cui credo che sia all'interno del rettangolo che certe cose si possono gestire un po' diversamente. Un po' diversamente, va Ma bene. con tutto ciò posso dire che, ripeto, i risultati nel calcio nascono nel campo e muoiono nel campo, quindi se questo è il risultato del campo bisogna anche Certo, ma si accettarlo accetta, e- ci mancherebbe, ma guai se non si accettasse il risultato finale del campo, però noi abbiamo voluto dire la nostra e credo che comunque in molti ci capiranno. Ci dobbiamo fermare e nel frattempo salutiamo anche Carmelo Puglisi, con lui abbiamo parlato del campionato di Serie D, nonché dei 2 gironi di eccellenza e ci rivedremo con te chiaramente la prossima Grazie settimana. Ettore e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Saluto anche la nostra prima penaltina, adesso lascerà spazio alla nostra Giulia, però ci lanci la pubblicità. Certo, io vi saluto, ci vediamo settimana prossima e adesso un altro stacco pubblicitario, rimanete con Penalty. Amici di Penalty, non scappate, ritorniamo dopo la pubblicità.